Grande la preoccupazione per la guerra in Ucraina anche nel veneziano, dove il numero uno degli industriali manifesta le temute conseguenze negative dal punto di vista economico. La situazione mi preoccupa moltissimo perché pensare che nel 2022 si parla di guerra significa ritornare alla preistoria, è una cosa impossibile. Poche persone, io in questo sono in controtendenza rispetto a tutto quello che leggo, è impressionante come poche persone possano così compromettere la stabilità del mondo. Tra le ondate di missili e bombardamenti, con le notizie di soppressione e morti che si rincorrono voracemente di ora in ora, nel susseguirsi di informazioni, interviene e prende posizione anche il primo cittadino di Venezia. Da Venezia una forte condanna all'attacco russo all'Ucraina e anche grande preoccupazione per le ricadute economiche sul nostro paese, per le ritorsioni che gli stati occidentali vorranno fare alla Russia. Guerra questa tutt'altro che lontana e che ci tocca molto da vicino. L'export verso la Russia dell'Italia raggiunge quasi 1,5 miliardi di euro, vale a dire il 2% dell'export regionale del Veneto, il monito di Confindustria Venezia. Per l'Italia questa guerra commerciale varrà 20 miliardi di euro, più il problema dell'energia che stiamo toccando tutti noi. E nonostante questo continuiamo a non dire alla Nato fermiamoci un secondo. Tante le gravi ricadute economiche che si stanno già verificando anche nel nostro territorio. Energia, turismo, esportazioni, ecco, il governo deve seguire bene questo capitolo.